Intanto oggi, 26 marzo, si svolge a livello mondiale l'iniziativa del WWF chiamata Earth Hour per dare al mondo un futuro più sostenibile. A Udine, come nelle altre principali città, le luci saranno spente in castello e nella chiesa di San Francesco. Abbiamo intervistato in merito il presidente regionale del WWF, Roberto Pizzutti. Ascoltiamolo. Earth Hour oggi a Udine è una giornata importante per ricordare le problematiche ambientali, ma soprattutto bando agli sprechi. Chiediamo alle 8:30 di spegnere la luce per un'ora, non solo la luce possibilmente, ma anche gli elettrodomestici che consumano molto, e possibilmente impegnarsi nelle altre 8.700 ore dell'anno per ridurre l'inquinamento, ridurre gli sprechi energetici sia elettrici che per esempio quelli dell'uso dell'automobile eccessivo. Quindi una cosa che impedisca il cambiamento climatico che si sta già avverando, in modo da salvare la nostra terra e anche i posti più vicini. Per esempio siamo molto fieri che alla nostra iniziativa aderisca anche il comune di Lignano, un comune rivierasco, che sarà fra i primi a sottoporsi ai cambiamenti climatici a causa dell'elevazione del livello del mare. A Udine in modo particolare cosa si farà per tenere alta l'attenzione su queste tematiche? A Udine si spegneranno le luci del castello e le luci della chiesa di San Francesco. Oltretutto nel pomeriggio faremo un banchetto di sensibilizzazione in via Cavour e quindi invitiamo i cittadini che partecipino anche a questo banchetto per avere maggiori informazioni anche sulle possibilità di contributi per il risparmio energetico. Per esempio c'è un fondo della provincia che permette di acquistare pannelli solari termici con un notevole risparmio. Senta, con tutte le problematiche comunque ambientali che ci sono, la politica si ricorda di affrontarle nonostante gli interessi in ballo? La politica si ricorda solo se sono i cittadini a richiederlo, altrimenti ultimamente, ormai da troppi anni, la politica è interessata a fare affari, quindi non ci sono più gli ideali che possono aver aiutato nel passato, adesso ci sono interessi economici che spesso vanno contro i cittadini. I cittadini sono chiamati a pagare le tasse per pagare le opere spesso inutili e quindi chiediamo anche questo ai cittadini. Maggior partecipazione, maggiore attenzione a tutti i livelli, sia regionale che comunale, per la pianificazione territoriale e le iniziative varie.